Sono oltre 200.000 le lavoratrici e i lavoratori poveri del Veneto. Meno di 1.000 euro al mese è lo stipendio del 16% di chi lavora nella nostra regione. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto e oggi è lunedì 24 gennaio 2022. La prima notizia di oggi riguarda il mondo del lavoro e la ripresa dell'economia regionale che, secondo il sindacato, la CGIL del Veneto, è tutta scaricata sulle spalle dei lavoratori. Se è vero che l'economia sta riprendendo, i salari invece restano quelli che sono e in particolare per donne e giovani 1 su 4 sta nella fascia del cosiddetto lavoro povero, cioè chi lavora ma comunque a fine mese non raggiunge uno stipendio sufficiente e parliamo di meno di 11.500 euro lordi l'anno per il 25% delle donne che lavorano in Veneto e il 23% dei giovani under 35 impiegati nella nostra regione. Il commento del sindacato, il segretario regionale della CGIL del Veneto che ha realizzato questo studio, dice: il PIL del Veneto è cresciuto nel 2021 del 6,6%, addirittura più di quello dell'Italia, ma a quanto pare questa ripresa non si è tradotta in una redistribuzione positiva della ricchezza anche tra la popolazione lavorativa, anzi, e chi saluta con entusiasmo i dati di Veneto Lavoro, insomma i dati di un'occupazione che sembrerebbe crescere, attenzione, dice Christian Ferrari, bisogna vedere com'è fatto questo lavoro. Sulle 39.000 nuove posizioni, 38.000 sono precarie, lavoro precario, mentre i nuovi contratti a tempo determinato sono calati del 39% e le assunzioni del 13%. Insomma, l'anno scorso su 100 contratti firmati in Veneto, 83 erano precari e solo 17 a tempo indeterminato. L'indagine sul lavoro povero svolta dalla CGIL del Veneto occupa le prime pagine dei quotidiani del gruppo Gedi di oggi e oltre al focus su donne e giovani under 35 che sono i soggetti più colpiti da questo fenomeno, ovvero i soggetti con i salari più bassi mediamente, c'è anche il dettaglio per settore e quindi vediamo in particolare che i settori dove c'è il maggior numero di lavoratrici e lavoratori che non raggiunge la soglia dei 1.000 euro al mese sono il terziario, il lavoro in somministrazione e in misura minore tutti gli altri settori. Il terziario con punte del 48% per quanto riguarda le donne, quindi una donna su due che lavora nel terziario non raggiunge i 1.000 euro al mese. In situazioni del genere, dice Christian Ferrari, non c'è da stupirsi del fatto che chi può fugga dal Veneto e dall'Italia per poter lavorare. Proseguiamo con un'altra notizia dal Bellunese sulle pagine del Corriere delle Alpi. La questione della casa, perché oltre al lavoro c'è bisogno di avere un tetto sopra la testa, quindi sfratti, 200 famiglie rischiano di perdere la casa, di non avercelo più, questo tetto. L'allarme arriva dal SICET, il sindacato degli inquilini della CISL, che parla di affitti troppo cari e rincari di luce e gas che sono una bomba ad orologeria, quindi una nuova emergenza, una crisi sociale che rischia di aprirsi non solo nel Bellunese, ma i dati relativi alla provincia di Belluno parlano di oltre 200 famiglie che rischiano di perdere la casa, appunto non potendo più pagare l'affitto e quindi rischiando uno sfratto. Si parla ovviamente delle fasce più deboli della popolazione, le famiglie monoreddito colpite anche dalla crisi generata dalla pandemia. Dice il SICET, i dati sugli sfratti ci consegnano una situazione che mai avremmo immaginato e che i comuni non sono preparati ad affrontare. Insomma, il Covid ha creato una situazione senza precedenti nel Bellunese.
Giriamo pagina e parliamo di politica. Sull'arena di oggi l'ex calciatore Damiano Tommasi, con una lunga intervista, esce allo scoperto e apre la sua campagna elettorale da candidato sindaco del centro-sinistra per le prossime amministrative a Verona. Spiazzati Lega e Fratelli d'Italia, Tommasi lancia i suoi 11 punti per Verona, mentre appunto il centrodestra non ha ancora chiuso un accordo e non si sa ancora chi sarà il candidato, se verrà riproposto l'attuale sindaco Sborina o se ci sarà qualcun altro. Intanto appunto Damiano Tommasi conferma la sua candidatura e spiega perché ha scelto di candidarsi. Già abbiamo detto appunto calciatore e anche già presidente del sindacato di categoria appunto dei calciatori. Quali sono le sue priorità per Verona? Giovani, sociale, mobilità, nuovo stadio. Racconta insomma in questa lunga intervista all'Arena di Verona la sua idea di città. I giovani devono trovare maggiori spazi di partecipazione e per far crescere Verona, per quanto riguarda cultura, turismo, mobilità e infrastrutture, è ancora una città con grandi potenzialità inespresse. Secondo Damiano Tommasi dovrà sviluppare tutte le opportunità che ha e appunto lui, Tommasi, con la sua squadra vuole provare a farlo. Non indica all'interno di questa sua intervista un modello politico, dice: se eletto sarò il sindaco di tutti, per me conta la vicinanza alle persone e il sindaco alla comunità. Rivendica la sua natura di civico, non ho tessere di partito, mai avute, ma insieme alla mia coalizione e con la mia lista civica voglio impegnarmi per la città. Insomma, per Verona il centrosinistra sembra voler scegliere un modello simile a quello vincente di Padova, dove il candidato sindaco Sergio Giordani è l'attuale sindaco e appunto lo scorso fine settimana ha confermato la sua ricandidatura da civico, sostenuto da una coalizione di centrosinistra. Anche a Padova invece il centrodestra sembra brancolare nel buio e non ha ancora definitivamente sciolto le riserve o comunque chiarito se il candidato sindaco sarà effettivamente l'imprenditore Peghin. Vedremo come proseguirà la vicenda politica di queste elezioni amministrative. Ma nel frattempo proseguiamo e torniamo a parlare di sanità, della gestione della pandemia Covid e di come questa emergenza è affrontata da parte della regione. C'è una grossa polemica sui quotidiani di oggi da parte dei farmacisti e in particolare la questione è quella dei test di fine quarantena che da oggi sarebbero dovuti partire in farmacia. I test quindi con la prescrizione del medico, i tamponi antigenici gratuiti in grado di determinare la fine dei periodi di quarantena e di isolamento. Si potranno fare anche in farmacia, questo sulla base di un accordo tra regione e appunto farmacisti, ma non partiremo da oggi, dicono appunto le farmacie che scelgono uno stop e Federfarma e Farmacie Unite dicono non c'è stato nessun accordo e ci hanno avvisati soltanto all'ultimo. Siamo bersagliati di telefonate ma non sappiamo nemmeno cosa rispondere, dicono i farmacisti. Zaia appunto ha annunciato tamponi da lunedì gratuiti in farmacia per decretare la fine dell'isolamento, ma invece i farmacisti non sanno ancora come comportarsi né come avverrà il rimborso dei test eseguiti gratis, quindi lo stop e inoltre i farmacisti ricordano che la loro attività non si esaurisce nello screening, c'è tutto il resto del lavoro da portare avanti. Insomma, una polemica. Comunque farmacisti si dicono assolutamente disponibili a svolgere questa nuova funzione. Tamponi sì, certo, ma ci dicano prima come. Leggiamo sul Gazzettino di oggi e Federfarma segnala anche e denuncia il fatto che la Regione Veneto non ha ancora aggiornato il sistema informatico, ma risponde l'assessore alla sanità regionale
che assicura già oggi le farmacie riceveranno tutte le indicazioni. Difficile comunque pensare che nella stessa giornata in cui le farmacie appunto riceveranno le indicazioni su come effettuare questo nuovo delicatissimo compito possano effettivamente già essere operative e effettuare questi tamponi per uscire dalla quarantena. Ma anche da parte dei medici di base troviamo una polemica oggi sui quotidiani, in particolare sul Mattino di Padova. I medici, ricorderete, si sono visti aumentare da parte della regione il numero massimo di assistiti. Prima un medico di base, un medico di famiglia poteva avere 1500 pazienti, ora 1800 dopo una circolare, una delibera da parte della regione. Oggi i medici di base tornano sui giornali per dire no all'aumento dei pazienti, e lo dice l'ordine dei medici di base, che parla di record di accessi in pochi giorni. Siamo al collasso e soprattutto il segretario provinciale di Padova della Federazione dei Medici di Medicina Generale, Domenico Crisarà, spiega il motivo di questa scelta da parte della regione, che in questo modo risparmia, ovviamente aumentando il numero di pazienti che ciascun medico dovrà seguire. E non è questa però, secondo i medici di base, chiaramente la soluzione. Servirebbero nuove risorse per il personale, soprattutto per gestire l'enorme carico burocratico che naturalmente dalla regione viene scaricato sui professionisti. Chiudiamo la puntata di oggi con alcune notizie flash. Malghe e stalle in Veneto a sofferenza. Se gli agriturismi e le malghe in montagna si vedono minacciati da un crollo delle presenze, è necessario prevedere nuovi aiuti, dice Coldiretti. In Veneto i fatturati si sono dimezzati, questo appunto per quanto riguarda le malghe, ma anche il sistema, il settore delle stalle venete è arrivato a un punto di non ritorno, e qui il problema è quello degli aumenti dei costi delle materie prime, dagli alimenti animali al gasolio, agli imballaggi. Insomma, è l'inflazione di cui abbiamo parlato anche la scorsa settimana in questo podcast, e quindi costi veneti fuori controllo, dice il presidente di Arav, e parla per una mandria da 100 capi di una perdita mensile che sfiora gli 8.000 euro in un confronto tra dicembre 2021 e dicembre 2022. Un'altra notizia dal Trevigiano: un atleta di 12 anni si è accasciato durante una campestre, un arresto cardiaco a Vittorio Veneto. Il ragazzo, soccorso con l'elicottero, ora è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Partecipava appunto a una gara nel Trevigiano. Il ragazzo era di origine padovana. Ora è in prognosi riservata e a lui vanno tutti i nostri auguri. Infine si sono svolte al Teatro La Fenice le celebrazioni per la giornata della memoria. Il presidente della comunità ebraica di Venezia ha condannato l'accostamento tra il Green Pass e l'Olocausto. Ai Novax ha detto la Shoah non si tocca, e l'analisi di Dario Calimani, appunto presidente della comunità ebraica di Venezia, che nessuno si sia scandalizzato troppo, come se fosse una battuta. Invece l'Olocausto è stato uno scempio per la civiltà occidentale. Lo leggiamo sul Gazzettino, mentre la Nuova Venezia sottolinea come alla commemorazione andata in scena alla Fenice con la cerimonia e le letture fosse assente il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, a Roma, impegnato a Roma, il primo cittadino, per un vertice sul Quirinale. Di nuovo le parole del presidente della comunità ebraica sono scandalose, le scritte dei No Green Pass. C'è un abissale vuoto di coscienza, colpa anche della politica. Per oggi è veramente tutto, grazie per aver ascoltato Sveglia Veneto. Ricordo, lunedì 24 gennaio 2022, io sono Jack Calcetto. Una buona giornata a tutti voi.